Ritorna per il secondo anno consecutivo a Ioppolo la Marcia per la Legalità, una manifestazione pregevole non solo per i suoi significati ma anche per gli ospiti che avete scelto in questa occasione. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto rifare questo appuntamento per la marcia per la legalità, proprio per ricordare tutti coloro che sono caduti affinché la nostra terra sia liberata da quella che è, diciamo, il fenomeno mafioso. Siamo fatti per amarci, dice Neck, siamo fatti per amare nonostante noi. Talmente importante perché all'interno, nel cuore di ciascuno di questi ragazzi possa germogliare quel senso del rispetto delle regole e della democrazia. Ci vogliono tutte quelle agenzie che se non insieme si mettono in rete a ricostruire un qualcosa che purtroppo in questi 20 anni abbiamo distrutto, a una società del materialismo e del consumismo. Ecco, da qui, oggi, possiamo pensare a un futuro diverso. Ricordare le vittime di mafia significa anche rinnovare in ciascuno di noi la consapevolezza che la mafia non si sconfigge soltanto con i carabinieri, con la polizia, con le forze dell'ordine e con i magistrati. Tutti siamo impegnati su questa trincea. Rompiamo il muro dell'indifferenza e cominciamo a guardare al di là, perché tutto ciò che succede al di là del mio pezzettino di terra e di vita è importante e ha bisogno di me. Ricordo tutte quelle persone di cui abbiamo fatto i nomi, questo ricordo per me diventa preghiera, ma è preghiera anche perché ognuno di noi si senta protagonista di una storia nuova e di una storia bella. Questa nostra terra di Sicilia che è sempre additata come una terra non di legalità, ma io penso che la Sicilia e i siciliani meritano tanto altro e ci stiamo riscattando. Solo con la legalità si possono tagliare i tentacoli, uccidere la piovra della mafia che verrà poi direttamente ingoiata dalla Sicilia stessa, speriamo il prima possibile. Una manifestazione di successo che ha visto diversi momenti di riflessione, momenti di gioco, momenti di intrattenimento, momenti possiamo dire anche di preghiera, momenti istituzionali, tutti in un'unica direzione. Io auguro veramente che i semi oggi che abbiamo lanciato nei cuori dei ragazzi, degli adulti che erano anche tanti in mezzo a noi, e soprattutto i sindaci che erano presenti numerosi possano avere questo segno dentro se stessi e che possano tradurlo in vita nelle loro istituzioni, nei ruoli che assumono ogni giorno, lanciare questi grandi messaggi a sostegno della vita e del territorio.